Ritorniamo in diretta, seconda parte di questa nostra prima edizione, prima diretta di oggi. Allora, speciale a 3 di Antena 3 dedicato alla salute, in particolare con gli specialisti dell'ULSS 2. Saluto e ringrazio qui con me la dottoressa Mariangela Spano, dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale di Treviso. Buongiorno e ben trovata. E il dottore Enrico Busato, che è direttore invece dell'unità complessa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cafoncello di Treviso. Buongiorno dottore, ben ritrovato. Grazie. L'intenzione nostra di oggi è affrontare un tema che è molto d'attualità ultimamente. Ecco, se ne è ricominciato a parlare molto più spesso rispetto al passato, che è la depressione seguente al parto, che si può evidentemente verificare, e cercheremo di capire come la si può affrontare e magari anche quali sono i segnali che possono portare a una prevenzione per tempo, ecco, di questa situazione che poi può diventare più grave. Dottor Busato, allora, intanto cosa è cambiato nelle donne che partoriscono oggi rispetto a quelle di 10 o 15 anni fa? Perché c'è stato un effettivo cambiamento? Sì, diciamo che noi lo vediamo, ecco, il cambiamento delle donne che vengono a partorire ora, ma c'è un cambiamento a livello generale, sociale, ecco, nella donna. Noi pensiamo che si è rotta, ecco, quella che era la cosiddetta famiglia allargata di un tempo. Pensiamo, no? Io a mia mamma che mi raccontava la famosa quarantena, i 40 giorni, no? Che noi diamo dopo 40 giorni di fare la visita di controllo. Ecco, quei 40 giorni erano esclusivamente dedicati per la mamma, no? Perché mi ricordo che mettevano via la gallina per fare il brodo ed era una cosa, a quei tempi, un evento eccezionale. La donna era coccolata, c'era la famiglia, che i genitori o gli zii, ecco, che si prendevano carico, e quindi la donna era in un contesto sociale molto diverso da quello che si trova ora. Attualmente, ecco, le famiglie sono poche quelle che hanno anche la possibilità di avere i genitori che possono dare una mano, perché magari i genitori sono fuori regione, quindi magari vengono a trovarli, ma dopo riprendono e ritornano nelle loro sedi. Quindi la donna si trova molto più sola rispetto ad un tempo. Quindi c'è l'importanza anche dei gruppi sociali che possono dare un aiuto alla donna. Poi pensiamo che cosa è successo dal 2020 fino a pochi giorni fa, dove l'OMS ha dichiarato la fine della pandemia. Il Covid ha accentuato maggiormente ancora questo tipo di problematica, quindi non solo la donna si è trovata ancora più sola, ma si è trovata anche più sola all'interno dell'ospedale stesso ad affrontare il travaglio e ad affrontare anche il parto, magari alle volte anche senza la presenza del compagno, del marito, e quindi anche in questo è stata una problematica che ha fatto sì che tutto quello che noi adesso definiamo, ecco, che la dottoressa Spano dopo ci dirà, ecco, che cos'è, ecco, questa depressione postpartum, si è andato ad accentuare, perché ha vissuto l'ultimo periodo della gravidanza, la gravidanza magari chiusa in casa perché non si poteva uscire, il parto da sola o con l'aiuto, ecco, noi l'abbiamo tenuto sempre aperto, la presenza anche del marito, magari nelle fasi solo iniziali, ecco, del travaglio, dopo ritornava a casa, ma trovarsi da sola non è stato facile in un evento che di per sé è l'evento più felice, ecco, per una donna dovrebbe essere il momento magico, ecco. Ma invece ci si trova di fronte ad affrontare questo problema che è la depressione cosiddetta postpartum, che interessa non poco, perché ricordiamoci che interessa un 10-15% delle donne che affrontano una gravidanza, ma ricordiamo che le donne che vanno a visita, anche che hanno problemi, a visita dallo specialista, sono meno del 50%, per cui questo valore del 10-15% è un valore nettamente, ecco, sottostimato, perché non sappiamo dopo quale sia il vero valore. Sappiamo anche che c'è una paura da parte delle famiglie, da parte della donna di affrontare questo, no? Sembra quasi che questo possa essere un disonore per la famiglia, in realtà invece è un problema che va affrontato, e quanto prima lo si affronta meglio è. Certamente, dottore. Allora, ha toccato diversi temi il dottore. Dottoressa Spano,
Appunto, la domanda è come possiamo definirlo questo periodo della maternità, nel senso, diceva bene il dottore, stride agli occhi esterni il fatto che il momento che dovrebbe essere quello più felice, tra virgolette, per una donna, possa poi causare invece un malessere, quasi che la mamma diventi respingente in qualche modo nei confronti di questo bambino. Come può capitare di arrivare addirittura a una depressione postpartum? Infatti la depressione postpartum possiamo immaginarcela un po' come un ladro che ruba la maternità, come un'ombra che si cala in una famiglia, no? È qualcosa di oscuro, qualcosa di subdolo, qualcosa che porta via degli attimi magici, dei momenti importanti. Come prima ricordava il direttore, il dottor Busato, all'interno della nostra azienda c'è stata la possibilità di realizzare un intervento precoce. Noi crediamo veramente in un intervento dove entro le 72 ore dal parto. Entro le 72 ore dal parto, infatti, presso la nostra azienda, presso tutti i punti nascita, si effettua uno screening che ha proprio lo scopo di andare a intercettare tutte quelle neomamme che sono in situazioni di fragilità e vulnerabilità. Questo non significa che siano delle mamme che hanno già la depressione, ma che si trovano in una situazione di rischio. E poi questo ci permette di avviarle ad interventi, a percorsi mirati. Infatti ricordiamo proprio che presso la nostra azienda, grazie alla sensibilità del direttore generale e di tutto il personale dedicato a questo progetto, abbiamo realizzato il primo percorso gender specifico. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo un'attenzione specifica verso la medicina di genere, verso la medicina dedicata alle donne. Infatti in questo corridoio dedicato alle mamme, ma non solo, alla diade mamma-bambino, ai papà, andiamo proprio a prendere in carico una famiglia. Perché, ritornando a quello che poc'anzi stavo definendo come un'ombra che si cala nella famiglia, un'ombra che si cala sulla mamma, la maternità è ricca di ambivalenze, no? Io spesso alle mie pazienti, alle famiglie che vengono da noi, consiglio di visualizzare una moneta che ha due facce. Da un lato troviamo tutto quello che le nostre nonne, la società, le storie popolari ci tramandano, no? C'è una mamma felice, una mamma che è incinta, una mamma che ha un corpo perfetto, una mamma che affronta serenamente, positivamente tutto il cambiamento che in realtà comporta il diventare genitore. Dall'altra faccia della moneta invece troviamo un po' la realtà, no? Quindi una mamma che non dorme, una mamma che nel corso della gravidanza si trova ad affrontare le nausee piuttosto che a volte anche problemi un po' più seri, no? Una mamma che eventualmente per motivi di lavoro si è trasferita in un'altra città, quindi non ha vicina la sua famiglia. Una mamma che ha affrontato il Covid, quindi ha vissuto l'isolamento in una fase importante della sua vita, no? E che quando si trova ad affrontare queste trasformazioni inizia a pensare, a sentirsi in colpa, non si sente abbastanza adeguata, non si sente pronta a questo evento, non dorme abbastanza, quindi le mancano proprio le energie e lo stato vitale per affrontare le situazioni. E quindi tutti questi pensieri la portano ad incupirsi. Spesso poi questa fase si risolve, altre volte invece le cose peggiorano, si va verso una tempesta, no? Ecco perché è importante proprio dare la possibilità a tutte le neomamme di essere accolte, proprio essere accolte all'interno di un servizio che si occupa di loro. Anche perché ricordiamo che tutte le linee guida internazionali e le esperienze proprio internazionali rispetto al tema della depressione postpartum ci dicono proprio che è importante, per evitare poi eventi estremi o per evitare il cronicizzarsi poi della depressione postpartum, è importante avere dei servizi mirati, proprio dei percorsi multidisciplinari, come nel nostro caso. Qui c'è la psichiatria e il dipartimento materno-infantile che insieme hanno unito le loro risorse per creare un percorso mirato. Questo perché permette proprio di dare gli strumenti utili ed efficaci, e anche perché prende in carico la diade mamma-bambino, no?
Ricordiamo infatti che spesso quello che è una conseguenza della depressione postpartum è un inficiarsi della relazione mamma-bambino, no? A volte come psichiatra vedo giovani adulti che quando magari gli chiedono come si ricordano i primi anni di vita, no? Ed emerge magari nell'anamnesi proprio la mamma che ha sofferto di depressione, una mamma che non poteva esserci perché stava male, ecco, questo già predispone poi al probabili problemi a livello comportamentale, di personalità, ad alterazioni emotive poi nel giovane figlio. Quindi noi andiamo a curare, a prendere in carico e a prevenire proprio quella che è il disagio, la fragilità in una famiglia. Ecco, tra l'altro ricordo che abbiamo il numero in sovraimpressione se qualcuno volesse telefonare o chiedere informazioni agli specialisti che abbiamo a disposizione oggi, perché lo abbiamo sentito, non è importante evidentemente curarsi solo per se stesse, è importante anche per la creatura che si deve accudire, no? Ecco. Dottore, lei prima diceva, abbiamo parlato del cambiamento delle donne, c'è anche... esulo da quello che abbiamo concordato, c'è anche una differenza magari di età, le donne che arrivano alla gravidanza più tardi sono più o meno soggette, secondo la sua esperienza, magari a questi disagi? Ma di sicuro l'età media della donna anche con la prima gravidanza si è spostata più in avanti, sia perché per problemi di lavoro, per problemi di trovare sistemazione e anche un'autonomia da un punto di vista economico, portano la prima gravidanza e un'età media che va attualmente, insomma, io mi ricordo quando ho iniziato, quando c'era una donna di 38 anni, si scriveva già gravida attempata come diagnosi c'era, no? Adesso tutte le cartelle dovrebbero quasi tutte avere questo codice. In realtà troviamo donne di 40 anni, 42, 43 che sono alla prima gravidanza. Ecco, dire se l'età può avere un'influenza, io credo che più che altro sia l'aspetto familiare e l'aspetto sociale dove vivono, ecco, che porta ad avere una incidenza maggiore, ecco. Come la dottoressa prima diceva, cioè noi cerchiamo di prevenire, e quando nel 2018 ecco, mi era stato chiesto dalla Regione di entrare a far parte come progetto pilota alla nostra USLA in questo che il Ministero aveva dato, noi abbiamo subito aderito, ecco, assieme dopo alla psichiatria, perché io considero estremamente importante avere una prevenzione piuttosto che una terapia, perché con la prevenzione riesco ad arrivare ad avere gli effetti più gravi e anche a non cronicizzare la patologia. Se riesco a prevenirla, tanto questo riesco molto prima ad interagire e ad evitare che ci possano essere delle conseguenze ben più gravi, come negli anni precedenti, insomma, abbiamo sentito anche relativamente al fatto di suicidi, anche la mamma con il bambino stesso. Ecco, prevenire anche uno solo di quello in migliaia per me è già un successo. E come facciamo? Ecco, noi somministriamo questo questionario dopo il parto entro le 72 ore. Che cosa abbiamo visto? Che per esempio a Treviso tutte le donne hanno aderito, cioè c'è stato il 100% delle donne che hanno aderito e hanno steso questo questionario. Di questi un 88%, poco più, 88,3% sono considerati a basso rischio, cioè non hanno necessità di intervento, ma anche questi viene rilasciato tutta una documentazione, un opuscolo che è stato preparato insieme appunto al servizio di psichiatria per dare a loro e ai genitori delle informazioni qualora si rendesse necessario, perché ricordiamo che il problema non è che il questionario me lo risolve al 100%, perché magari qualche raro caso può anche avvenire successivamente. All'interno di questa percentuale che rimane noi sappiamo che un 5,8% circa sono rientrati nei cosiddetti ad alto rischio.
Poi c'è il medio rischio, e che differenza c'è nell'alto rischio, quello rosso, ecco, che chiamiamo, è un rischio che affidiamo allo psichiatra, perché vuol dire che c'è un altissimo rischio di sviluppare una problematica di tipo depressivo. Il psichiatra valuterà poi se c'è effettivamente questo rischio da prenderselo in carico direttamente, oppure affidarlo sempre ai psicologi competenti in merito che possono seguire la persona. Una cosa, ecco, che vorrei, ecco, anche accennare è che stiamo assistendo ad una crescita negli ultimi anni di donne che hanno problematiche di tossicodipendenza e anche problematiche che subiscono, ecco, delle violenze sia all'interno della famiglia e sia anche a livello lavorativo, come mobbing, no? E questa è una realtà che sembrava così, che fosse un po' una postilla quasi, ma in realtà stiamo vedendo che man mano che gli anni passano è una percentuale di donne che stanno sempre più crescendo. E queste sono anche delle donne che hanno molto più rischio di sviluppare una depressione postpartum. Perché si aggiunge uno stress a uno stress già esistente, insomma. Ecco, tutti e due avete sottolineato l'importanza di questo screening a 72 ore dal parto, però appunto ci potrebbe magari essere il rischio di incorrere in una preoccupazione eccessiva, perché prima lei, dottoressa, ha citato una serie di circostanze in cui si trovano le donne che hanno appena partorito, che sono comuni a tutte, insomma, appena partorito, no? Ci dobbiamo preoccupare tutte, nel senso, perché entro le 72 ore è importante fare questo screening e cosa può realmente dire? Non si rischia di incorrere in un errore? Allora, 72 ore del parto è stata una scelta un po' strategica, perché ci consente di andare ad intercettare tutte le mamme, no? Lo screening viene infatti effettuato all'interno del reparto di ostetricia, nei punti nascita. Quindi prima delle dimissioni. Okay. Esatto, quindi noi andiamo a contattare, andiamo a coinvolgere tutte le neomamme. La possibilità di farlo dopo, da un lato probabilmente ci protegge dall'avere falsi positivi, no? Dall'altra però non ci dà la possibilità di arrivare proprio a tutte le mamme. E quindi chi è che ci potrebbe sfuggire? Proprio quelle mamme che o già sono in situazioni di fragilità, vulnerabilità e che quindi proprio per definizione avrebbero difficoltà ad accedere al servizio, oppure quelle donne che per natura non sono portate a chiedere aiuto. Quindi proprio quello che all'inizio ricordava il direttore, il dottor Busato, no? Abbiamo dei dati sottostimati rispetto alla depressione postpartum. Questo proprio perché vi è un sottobosco di neomamme che affrontano questa problematica, che non accede alle cure, che non si fa curare, che non accede a questi percorsi e che arriva l'attenzione poi dello psichiatra, che arriva poi presso il centro di salute mentale piuttosto che in ospedale, quando ormai il disturbo è palese, a volte poi in situazioni estreme come il tentato suicidio, il suicidio o quello che spesso si legge nella cronaca, no? Attraverso l'infanticidio. Quindi la nostra è stata proprio una scelta strategica. Meglio un falso positivo, mettiamola così, che pur farsi scappare un qualche indizio, insomma. Sì. Questo. Poi ricordiamo... Scusate, certo, è questo il motivo, proprio è vero, no? Come giustamente diceva, che alla fine è un momento dove magari uno scrive, può scrivere anche di più, ma il lavoro, ecco, che viene fatto poi anche sull'analisi delle risposte, il cui punteggio è stato alzato rispetto a un po' al normale proprio per ridurre ancora di più i falsi positivi, ma anche un lavoro che fanno le psicologhe per valutare se effettivamente certe risposte, ecco, sono state date magari perché anche non capite bene e quindi, ecco, valutare questo. Ma giustamente dicevi, ecco, meglio, e sono perfettamente d'accordo, meglio un falso positivo piuttosto che un falso negativo, cioè che mi sfugga via qualcuna per le cui conseguenze poi, sai, per tutti, perché lì è proprio, sei una donna che arriva a un atto estremo, lei con il suo bambino, è un fallimento, io lo considero un fallimento mio da una parte, ma lo considero un fallimento anche a livello della società, che non è riuscita ad accorgersi, a prendersi in carico questa signora.
Certamente, mi viene questa curiosità, dottoressa, senza ovviamente entrare in casi specifici, ma qual è qualche risposta che vi mette un campanellino d'allarme? Sì, allora questo test di screening è diviso in due parti, no? Vi è una sezione dove si raccoglie un po' dei fattori di rischio, no? Quindi se ci sono stati già casi in famiglia, esatto, immagino. Oppure se la signora aveva già parlato in precedenza con lo psicologo, e poi vi è una parte dedicata proprio a delle domande. Ad esempio un item che spesso è luogo di fraintendimento riguarda proprio il pensiero nelle ultime settimane di farsi del male. Spesso però le mamme contrassegnano questa risposta immaginandosi di poter farsi del male, incidente stradale, incidente domestico, e quindi non essere più utile al proprio bambino, no? E in realtà questo è un item che vorrebbe tastare, no, l'idea invece di farsi del male in senso serio, in senso di gesto. Esatto. Allora proprio quello che le nostre psicologhe fanno quando si accostano ai letti delle nostre neomamme e le accolgono con questo test è quello di precisare, no, questo item, quindi di spiegare che è un item che si riferisce. A volte ci possono essere queste idee di volersi far del male e che è importante non vergognarsi e verbalizzare. Già il fatto di verbalizzare, esternare questo pensiero riduce poi il rischio di passare all'atto, perché è una richiesta d'aiuto. Certamente. Dottoressa, tra l'altro il dottor Busato prima accennava, no, al Covid che ha purtroppo reso ancora più sole le donne in determinati momenti. Immagino si stia tornando a una normalità in questo senso, però naturalmente chi c'è passato ha dovuto vivere questo momento. Io mi ricordo, insomma, ci sembra una normalità a noi pensare quando avevi un bambino che venissero tutti i parenti, tutti gli amici a vedere sto bimbo in ospedale. Adesso credo che non funzioni neanche più così, no? Però era, non so, una gioia, una festa, aveva una testimonianza che era una cosa bella. Certo. Adesso... Anche a casa, quando venivano a casa, no? Dopo anche lì si sono bloccate le visite, cioè che più i parenti, pochissimi, magari i genitori forse venivano, però nessuno, ecco, in quella fase veniva anche a casa a trovare il bambino, perché tutti avevano paura o di portarlo o che la famiglia stessa lo magari si infettasse, no? Quindi c'è stato veramente un momento che, io dico, sono state brave le mamme, e oltretutto se noi andiamo a vedere, no, c'è stato anche un calo delle nascite in quella fase. Molti avevano detto benissimo, siccome sono a casa ci sarà un aumento delle nascite, in realtà invece no. Hanno fatto solo pane, pagnotte e pizze. Brava. Ecco, fantastico. Esattamente. Io mi ricordo effettivamente, no, che c'è la presa di consapevolezza quando hai un figlio, ti viene anche dall'esterno, no? Nel senso, l'importanza di quello che avviene mettendo al mondo una creatura te la dà anche la festa che ti fanno intorno, no? Il fatto che ti vengano a trovare anche quelli che magari non vedi da tempo, eccetera. Questo ha un valore sociale, credo, no? Cioè di presa di coscienza di quello che è successo, che evidentemente mancando questo elemento si fa più fatica. Poi purtroppo, mi scusi, Prego. un altro fattore importante sono stati i lutti durante il Covid, quindi a volte le neomamme arrivavano proprio già con una storia di lutto, il papà, i nonni, elementi importanti, no? Da un lato, dall'altro la paura di poter contagiare i propri genitori, e questo peggiorava e accentuava poi l'isolamento, tanto che i dati che noi abbiamo raccolto presso i nostri punti nascita confermano quelli emersi in letteratura, che con il Covid l'ansia, i tratti d'ansia e di depressione nel periodo perinatale sono aumentati se non raddoppiati. Noi abbiamo pensato come strategia di intervento durante il Covid all'utilizzo della telemedicina. Quindi abbiamo potenziato il canale della telemedicina attraverso dei colloqui con le neomamme, attraverso il canale proprio del telefono, dello smartphone o del computer, e poi attraverso l'ausilio di un'applicazione sul nostro sito aziendale le neomamme poi, grazie ad una telefonata delle psicologhe, ripetevano il test di screening a distanza di tempo, ed è così poi che quei falsi positivi trovavano la dimensione giusta.
perché Certamente. ripetevano poi il follow up nel tempo. Tuttora succede. Sì, passate le prime settimane, abbiamo detto i 40 Esatto. giorni. No? Ecco, dottore, si parla spesso adesso, ad oggi, di depressione postpartum, nel senso che probabilmente è uno dei, chiamiamoli tabù, legati alla maternità che sono stati sdoganati, insomma, no? Non si ha più, ecco, molto meno del passato, preoccupazione o vergogna a parlarne e a chiedere aiuto. Sì, diciamo che l'aspetto della depressione, giustamente, no, come diceva, un tempo era considerato un tabù, guai, cioè il fatto di avere una depressione, diciamo, non una forma lieve, ecco, quelle che chiamiamo le baby blues, ecco, queste forme, no, che sono quelle forme un po' più lievi, ecco, che ci sono, che rientrano quasi, sono parafisiologiche. Ma una forma grave di depressione dove c'è un isolamento della donna, la donna che si chiude, non vuole parlare con nessuno, rifiuta quasi anche il bambino stesso, oltre che i familiari, quella viene considerata quasi una sorta per la famiglia di disonore. Ed è questo che ancora in qualche parte, ecco, fa sì che non se ne parli, perché l'importanza anche del papà, l'importanza dei nonni, dei genitori, ecco, no, deve essere anche, non dico che devono fare loro far fare la terapia, ma devono accorgersi, ecco, del cambiamento, cioè deve accorgersi la mamma o il papà che sua figlia sta cambiando e sta cambiando in qualcosa che non è normale, e lo stesso anche il marito, ed è questo il ruolo, no, che noi diciamo, perché magari qualche volta il marito ci chiede ma cosa posso fare io? È importante che se ne accorga. Allora, se si accorge, perché la donna magari non riesce a fare lei il primo passo, deve informare le strutture, ecco, che hanno tutti quanti su quell'opuscolo che viene lasciato, dei riferimenti a livello telefonico, di chiamare la struttura e di esporre il problema. Mia moglie la vedo, ecco, c'è questo, che così la chiamano. Secondo me una delle azioni migliori che sono state fatte è la visita domiciliare, no, dell'ostetrica. Purtroppo si è interrotta anche quella durante il periodo del Covid e quindi ha fatto sì, ma adesso che sta riprendendo, il fatto che l'ostetrica vada a casa, no, dopo 3 giorni, 4, 5, quando riesce, ma permette di vedere com'è la situazione, vede anche com'è la gestione nell'ambiente di casa, cioè riesce a percepire se c'è già uno stato di depressione, e questo ci fa cogliere già in anticipo anche quei segni che non sono emersi con il questionario, e devo dire che adesso se ne parla di più, sono stati fatti incontri anche col comune stesso, che siamo stati sempre con la dottoressa a parlare, e l'importanza, ecco, anche il comune stesso sta creando dei gruppi, no, sociali che portano ad avere un mutuo sostegno tra le donne, ecco, sapere che c'è qualcuno a fianco che ti telefona, ti viene a trovare, ecco, questa è già una cosa importante, perché come diceva il momento della nascita, no, hai tutto il mondo che ti viene a trovare, anche chi era anni che non vedevi, ne approfitta, questo contesto ti porta, no, a non sentirti sola, e quando sei a casa è la stessa cosa. Ecco, il fatto che adesso si sia ridotto, il fatto che sta cambiando però anche, perché ricordiamoci che non è che il Covid ha accentuato un qualcosa che secondo me però c'era già un po' nell'aria, cioè le famiglie sono sempre più sole, perché in una casa c'è tutto. Il cinema non serve neanche più che si vada, perché hai oramai tutte quante le possibilità, no, con i canali, ecco, di vederti qualsiasi film. Il mangiare te lo portano a casa, quindi non c'è neanche l'uscita da andare fuori, ecco, no? Anche al ristorante, fare 2 chiacchiere, trovare con le altre persone. Quindi ci si sta sempre di più richiudendo in se stessi, e di sicuro questo non è un bene, ma va ad accentuare, ecco, determinate forme, ecco, di patologie poi. Tra l'altro, dottore, ci sono sempre più donne che partoriscono che sono anche donne straniere, e anche lì siamo in contesti in cui magari non hai la famiglia d'origine intorno, e è una casistica, immagino, anche quella che viene ricompresa, nel senso, non avendo magari una rete intorno è ancora più complesso riuscire a intercettare queste situazioni. Certo, È vero? anche perché credo, no, che Mariangela adesso si può dire, ma la percentuale, ecco, di donne che partoriscono è diciamo 1 su 4 mediamente, no, proprio più, va dal 25-28%, ecco, di donne straniere. Avrei detto anche di più ormai.
sono un po' calate oramai con il discorso che molti con la crisi sono rientrate. Certo, ecco, no? certo. Dopo Logico Treviso ne ha un po' di più rispetto agli altri, perché essendo anche centro di riferimento magari mandano anche degli ospedali, no? Spoke ci mandano. Si arriva l'ultima che abbiamo visto era un 28%, quindi diciamo non è proprio così trascurabile comunque, e lì hanno dei contesti familiari e sociali che sono anche molto diversi. Però raggiungiamo anche quelle, ecco, no? Perché credo che sia importante arrivare alla traduzione del questionario, che è stata fatta in più lingue, ecco, non solo la lingua italiana, perché altrimenti le tagliavi già fuori, e dopo l'ausilio, ecco, dei mediatori culturali che ti aiutano, ecco, nell'affrontare poi anche i colloqui. Dottoressa, c'è anche questo fronte che è consistente, insomma, quasi 1 su 4, quasi 1 su 3. Sì, esatto, è una difficoltà che spesso si incontra proprio, soprattutto nelle popolazioni del Senegal, dell'Africa o anche nella popolazione cinese, è quella di accettare di essere aiutati. C'è proprio una difficoltà, perché questa disponibilità ad aiutare spesso viene letta con paura o con stigmatizzazione. Quindi c'è proprio un lavoro fatto dalle psicologhe che lavorano all'ambulatorio Sirio del servizio di psichiatria perinatale. Proprio c'è tutto un lavoro di creare una relazione di fiducia. Noi abbiamo scelto come nome dell'ambulatorio Sirio, che è una stella, è la stella più luminosa. Infatti noi a queste pazienti soprattutto ricordiamo che il nostro ambulatorio vuole essere una speranza, vuole essere proprio una luce che attira le mamme e che le accoglie, e che come questa luce è una luce fissa, la più luminosa di tutta la costellazione, così vogliamo che la loro maternità, il proseguo della loro vita con il loro bambino sia luminoso. Senta, dottoressa, ma una curiosità, capita la prima gravidanza o può succedere che la prima gravidanza vada liscia e poi la depressione si presenti alla seconda, alla terza, per chi ne fa più di una ormai? Chi ha la fortuna di avere più bimbi, esatto. ecco. No, è una situazione che si può manifestare anche alla seconda o terza gravidanza. Noi proprio poco tempo fa abbiamo seguito una mamma con purtroppo un grave episodio depressivo ed era la sua seconda gravidanza. La prima era andata benissimo, mentre la seconda gravidanza, vissuta qualche anno dopo, anche lei aveva perso un genitore durante il Covid, quindi era arrivata anche con un carico emotivo, quindi un fattore di rischio alla seconda gravidanza. Lo stress comunque di avere un bambino a casa che ti occupa, ti impegna. Sì, probabilmente è un carico ulteriore, di stress, esatto. Questo sono dei fattori di vulnerabilità che l'hanno portata poi a sviluppare una depressione che soprattutto si manifestava con dei tratti di angoscia, di paura di far male al bambino, quindi aveva anche dei comportamenti di evitamento, no? Quando l'ho conosciuta mi raccontava che evitava la cucina, aveva paura dei coltelli, no? O evitava le finestre. Sì, perché poi in realtà penso che sia una percezione che hanno tutte, si ha un potere assoluto su queste creature, no? Che fa quasi paura quando non si torna ancora un pochino in sé, diciamo. Io ricordo ancora proprio gli occhi di questa mamma alla prima visita, no? Che era incredula, ma sta succedendo a me, è andato tutto bene, no? E allora noi spesso usiamo proprio la narrazione per riportare fiducia a queste mamme, no? E in quella circostanza proprio le ho detto: guarda, vivila questa situazione come una tempesta, no? C'è un racconto buddista che proprio racconta che finisce così, no? Dopo l'autunno, non è mai detto che l'autunno si trasforma in inverno. All'inverno segue sempre la primavera. E quindi le ho detto: ricordati queste parole, no? di questo filosofo buddista Nichiren Daishonin. Questa situazione è il tuo inverno, ma dopo questo inverno ci sarà sicuramente la primavera. Proprio lo strumento della narrazione spesso aiuta queste mamme, no? Ad avere un po' di fiducia nel medico, che a volte deve dare dei farmaci, e quindi c'è tutta la paura legata ai farmaci. Sto allattando, posso allattare lo stesso? Sì, si può. Bisogna però affidarsi ad un medico specializzato che consigli il farmaco giusto. Fa più male a volte non assumere la terapia farmacologica e vivere con quest'ombra.
Senta dottoressa, ma il dottor Busato prima diceva i papà e i nonni Sì, hanno un ruolo fondamentale in questo. Non credo sia facilissimo però accorgersi magari di quelli che possano essere dei segnali, nel senso che le donne appena partorito sono un po' per conto proprio, insomma, no? Nel senso, cioè, è faticoso, magari sono più irritabili, io mi ricordo piangevo per qualsiasi cosa, quelle classiche scene che capitano, ecco, ma dov'è che devono stare attenti magari nel perdurare di questi sintomi piuttosto che in qualcosa di specifico? Sì, allora papà e nonni, no? Vi chiediamo amiche proprio anche, amiche, perché no, sorelle, fratelli, insomma ci può essere un po' di chiunque che bazzichi quella casa, ecco. Esatto. Quello che chiediamo proprio alla rete di persone che stanno attorno alla neomamma di non dire le solite frasi che spesso uno per bontà, per cuore, che dice, no? Stai tranquilla, è un periodo bellissimo, non avere paura, anche se non dormi non è importante, anche se hai paura tutto passa. Ecco, in questi casi proprio accogliere la paura della mamma, no? Accogliere il disagio, la vulnerabilità, no? Le lacrime, proprio accoglierle. Noi poi abbiamo all'interno del nostro sito uno spazio proprio dedicato alla depressione postpartum che invitiamo proprio tutti a guardarlo, dove vi sono proprio tutti i contatti. Ci scrivono spesso delle mail, neomamme, mamme un po' più avanti con l'età, nel senso che hanno bambini magari un po' più grandi, a volte anche papà, che ci chiedono proprio, mia moglie sta affrontando questo, cosa devo fare? Ecco, l'invito è proprio quello di scrivere, di parlarne con il medico di famiglia, con il pediatra, di provare a parlarne con l'ostetrica. Chiedete aiuto, chiedete informazioni, non avere proprio paura, no? Di chiedere, perché nessuno è pronto a questo momento. Quindi insieme possiamo farcela. Questo è un po' il messaggio da dare a tutti. Ecco, devo dire che lei è particolarmente rasserenante in questo, onestamente. Andiamo in pubblicità qualche minuto, torniamo tra pochissimo. Di nuovo in diretta da studio, ben ritrovati, spazio dedicato alla salute e in particolare al tema della depressione postpartum. Ne stiamo parlando con la dottoressa Mariangela Spano, dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale di Treviso, eccola qua, e col dottor Enrico Busato, direttore dell'unità complessa di ginecologia e ostetricia dell'ospedale Cafoncello di Treviso, che sicuramente tante mamme conoscono, dottore, perché devo dire che insomma è un po' un pilastro da questo punto di vista. Allora, abbiamo detto, dottore, che l'azienda ULSS 2 era stata scelta come azienda pilota di questo progetto, che però adesso ha preso piede nel territorio, ed è importante anche sapere che nelle varie situazioni e strutture si può trovare davvero un aiuto in questo senso. Sì, noi siamo stati interessati come USL sia perché abbiamo per il numero di parti, ecco, considerando che siamo il polo dei primi 5 no, come a livello di nascite, e quindi la Regione ci ha interessato anche per avere un bacino maggiore di utenza. Siamo partiti e devo dire che abbiamo anche, siamo stati all'USL che ha integrato nel miglior modo possibile il percorso poi anche della mamma, ecco, inserita all'interno del progetto, perché abbiamo subito attivato i psicologi, abbiamo subito attivato anche uno psichiatra che non è il primo che passava, perché anche questo è importante. La dottoressa, ecco, che è la referente per la psichiatria del progetto, ha avuto un grosso impulso, ecco, in questo, perché avere lei come unico referente, quindi sempre anche, no, su tutte le problematiche, qualsiasi problema, hai una persona, no, che c'è, per la quale è importante, e poi anche il coinvolgimento del territorio all'esterno, perché anche tutte le strutture consultoriali sono state interessate, per cui la mamma era presa in carico a 360 gradi. Dopo l'ospedale c'era l'ambulatorio, ecco, per gli alti rischi, per i rischi intermedi, ecco, venivano allertate le strutture consultoriali che si prendevano carico loro e seguono la donna per tutte le necessità.
Devo dire che siamo l'azienda che ha avuto il più alto numero, ecco, di questionari, che ha fatto anche il più alto numero di intervento. E credo, ecco, che mano a mano che si andava avanti il percorso è sempre più migliorato, e devo dire che il Covid nell'aspetto negativo ci ha insegnato anche, come diceva prima la dottoressa, la telemedicina, l'uso, no, online, e questo è stato molto utile ed è tuttora molto utile per alcune mamme che non vogliono, che non ce la fanno magari a spostarsi. Non sono abbandonate perché non possono andare nella struttura, ma è la struttura che va con questa modalità all'interno della casa della mamma. Alcune invece vogliono andare perché vogliono come prendersi carico di loro stesse, no? Lasciare il bambino, il marito a casa e andare loro nella struttura, ma altre che magari hanno altri bambini non ce la fanno e quindi preferiscono la modalità online. Però anche questo è un sistema che pur non essendoci contatto, però non trascura, ecco, la donna, se la prende carico e la porta avanti, e qualora ci sia l'esigenza, ecco, se la fa venire, ecco, nella struttura adibita a questo percorso, ecco, questo ambulatorio Sirio, che è stato bello anche, no, la scelta del nome. E adesso ci sarà a breve, ecco, un incontro che avremo con la referente regionale per spiegare com'è stato il nostro percorso, e poi ci sarà anche un incontro a livello regionale dove la regione, perché anche la regione ha avuto un po' con il problema del Covid, ha lasciato stare alcuni progetti, ma questo è uno in cui ci crede e sta portando avanti. Ci sarà un incontro con tutti i punti nascita della regione per fare il punto della situazione. La cosa bella è che la regione sta seguendo tutte le donne anche nel post, dopo 1 o 2 anni, da quando è partito il progetto, andando a vedere quanti, per esempio, uso di medicinali, ecco, sono stati fatti, medicinali naturalmente specifici per la depressione, quanti hanno richiesto ulteriori visite, quanti sono andati hanno chiesto visite psicologiche, quindi questo permetterà anche di andare a scremare quelli che erano falsi positivi, falsi negativi, e soprattutto quelli che invece erano presi in carico, come sono stati seguiti e quanto tempo ci è voluto, ecco, per uscire da questo problema. E poi l'ultima cosa, ecco, che chiudo, volevo fare un po' una precisazione in merito a quello che lei diceva, cioè è vero che in gravidanza non sempre ci si accorge, non è facile, perché magari, no, ti viene da piangere, altro. Però la cosa che il campanello d'allarme è quando la mamma si allontana, ecco, dal bambino. Cioè questo non è normale, perché il bambino, pur piangendo, ti viene un momento, però dopo il bambino è tuo. Quando vedi che cominci ad avere questo distacco anche verso il bambino, quello deve essere un po' un campanello d'allarme per il quale è meglio, ecco, fare una telefonata, anche per niente, ma è meglio, oppure scrivere via mail nel sito, ecco, che c'è proprio specifico per questo, e quindi dare questo tipo di informazione. Dopo si prende in carico la donna e si valuta, ecco, se effettivamente è quella normale, ecco, o invece c'è un qualcosa di più. Certamente, dottoressa, ecco, proprio il rapporto tra mamma e bambino, vi focalizzate chiaramente principalmente su questo. Sì, sulla diade mamma-bambino. Quando arrivano le mamme al nostro ambulatorio, non arriva la mamma, arriva la diade, questa coppia formata dalla mamma col suo bambino. È importante infatti fin da subito aiutare sia la mamma, quindi spiegandole quello che sta succedendo, che è dato dall'interazione di più fattori, un po' la biologia, quindi gli ormoni che sono alterati, il cambiamento psicologico, la trasformazione, questo evento, no? E altri fattori che possono essere intervenuti nel corso della sua gravidanza o nella sua situazione attuale. A volte uno dei problemi importanti che le mamme mi segnalano sono proprio anche difficoltà lavorative vissute negli ultimi mesi di gravidanza. Molte mamme infatti con una gravidanza in corso si trovano a dover affrontare proprio episodi di mobbing sul posto di lavoro, discriminazioni di genere, e questi sono episodi molto frequenti
che noi proprio riusciamo ad intercettare anche grazie alla scheda dei fattori di rischio, dove le mamme si sentono molto libere di scrivere e di segnalare un po' tutto, no? Quindi un insieme di fattori fa sì che la mamma attraversi questa situazione di fragilità. A volte sono situazioni a rischio, a volte invece sono delle franche situazioni di depressione, di ansia. Molto spesso durante la gravidanza la mamma ha molta nausea, fino ai 5 mesi è fisiologica. Se continua, questo è un campanello d'allarme, a volte proprio la nausea che perdura fino al momento del parto in gravidanza in realtà è ansia. Questo è uno dei campanelli che spesso spieghiamo alle nostre mamme, come ad esempio il fatto di non dormire quando il bambino invece riposa, no? È importante riposarsi quando il bambino dorme. La mamma che inizia a sviluppare una depressione non riesce a lasciare andare il controllo, l'ipervigilanza, quindi è sempre sveglia. Queste situazioni portano poi ad andare sotto stress. Altri pensieri, a volte ad esempio, no? Ne parlavo prima con il primario, molte mamme sono infastidite da rumori molto deboli, no? Quindi questa ipersensibilità. Ecco, in questi casi, questi sono solo alcuni dei campanelli d'allarme, l'invito che vi facciamo è proprio quello di chiedere aiuto o di chiedere semplicemente anche al medico di medicina generale o consultando il proprio ginecologo o il pediatra quando si porta il bambino al bilancio, chiedete aiuto, chiedete che cosa sta succedendo, non sottovalutate nulla. Perché proprio sottovalutare questi sintomi, sottovalutarsi, non prendersi sul serio, non è solo una questione personale, ma diventa una questione di coppia. In quella coppia c'è il vostro figlio, no? Un indicatore per noi medici è il numero di accessi pediatrici nei primi 3 anni di vita. Si vede infatti che le mamme che soffrono di depressione o di ansia nel postpartum hanno spesso accessi al pronto soccorso pediatrico per coliche o altri problemi relativi al neonato, proprio perché è una modalità indiretta di chiedere aiuto, anche questa. Oppure spesso sono mamme che hanno dei pregiudizi verso le vaccinazioni obbligatorie. Anche questo può essere un segnale indiretto che c'è qualcosa che ha bisogno di essere preso sul serio. Certamente. Dottor Busato, poi c'è il tema della nuova cittadella della salute che sta sorgendo, qui a Treviso in particolare, e che vi darà anche magari possibilità di strutturare, ampliare, organizzare anche questo genere di servizi in maniera più efficiente, più efficace. Beh, di sicuro questo sarà diciamo un aspetto per noi fondamentale, questo passaggio nella nuova cittadella, perché permetterà innanzitutto, ecco, essendoci stanze da 1 o 2 posti letto, anche di non essere così rigorosi come siamo adesso ancora. Adesso fra poco speriamo di riuscire anche togliere via alcune limitazioni, ma considerando, ecco, che abbiamo alle volte 5 donne in una stanza, lasciare entrare tutti quanti porterebbe ad avere, no, questo raggruppamento che porta via anche un po' l'intimità di altre donne che magari stanno allattando. Alle volte mi dicevano, magari prima ci sentiamo un po' in imbarazzo, ecco, perché sono tante persone, e quindi, ecco, anche questo aspetto per noi sarà molto importante, perché ci sarà una maggiore intimità. Questo permetterà anche di avere più vicino le figure, ecco, che la donna vuole, il papà, ecco, qualche mamma, ecco, sorella, ecco, che ci può essere, e il fatto di avere, ecco, questi spazi maggiori, credo che in una prima fase è logico che è limitato, perché sono quei 3, o per chi sta anche di più tempo, ecco, saranno più giorni su un ambiente certamente più favorevole. Un ambiente, ecco, che favorirà magari anche, no, l'aspetto più
armonioso, ecco, più gioioso, ecco, della persona, e speriamo che questo quanto prima arrivi. Quello che però, ecco, volevo sottolineare è che non fatevi prendere dal panico, cioè, anche evitate piuttosto i social, andare a vedere su internet di cui si trova di tutto e di niente, ecco, lasciate stare un po' il telefono, no? Che sembra quasi che oramai sia diventato la cosa fondamentale, no? Della nostra vita. Adesso appena il bambino nasce, quasi la prima cosa da fare sono i selfie da mandare agli amici. Lasciamo perdere questo, riusciamo a mettere da parte anche questo, restiamo più con il nostro amico, con il nostro familiare, ma soprattutto evitiamo di fare ricerche in internet dove troviamo di tutto e poi che non ci serve. Ci sono dei numeri con delle persone specialiste, persone le quali, ecco, hanno questa possibilità e capacità di capire e di affrontare anche nel migliore dei modi la problematica. Certamente, insomma, rimaniamo umani, ecco, il più possibile, esatto, anche nell'affrontare questa problematica. Io vi ringrazio moltissimo, speriamo di essere stati utili magari anche a qualche mamma che era da casa e che ci guardava in questo momento. Io ringrazio la dottoressa Mariangela Spano, dirigente medico del Dipartimento di Salute Mentale di Treviso, e il dottor Enrico Busato, che è direttore invece di ginecologia e ostetricia all'ospedale Ca' Foncello. Questo spazio, il nostro tempo è terminato. Io ringrazio voi che ci avete seguito da casa, come sempre vi rimando ai nostri telegiornali di questa sera. Un buon pomeriggio a tutti, arrivederci. Arrivederci. Grazie.